V-Off, oltre alla fiera c'è di più. Nome in codice Golden Factor, parola d'ordine quando Vicenza diventa vetrina del talento. Energia, idee, progettazione, un cocktail esplosivo che deflagra nella città del Palladio tra venerdì 17 e domenica 19 gennaio. La quarta edizione del Fuorifiera di Vicenza Oro costruisce una materia preziosa, si chiama futuro. Avvicinare i giovani alle industrie e alle aziende che adesso chiedono un certo tipo di skill, di una professionalità adeguata che al momento non trovano, ma con questo tipo di iniziativa crediamo risolveremo i loro problemi. Grandi protagonisti i giovani, toccherà alle nuove generazioni alimentare il settore orafo con professionalità che oggi vanno costruite. Il talento senza formazione è nulla. Per chi è cattolico, come me, il talento senza formazione è qualcosa che tu vai a seppellire e non fai fruttare. Invece abbiamo bisogno della giusta formazione, perché le nostre imprese, le più belle, quelle che crescono, cercano personale qualificato, spesso non lo trovano. Allora bella l'iniziativa dell'assessore giovani con Vicenza Oro di fare in V-Off l'incontro tra le aziende e i ragazzi. I veri protagonisti saranno i ragazzi, cercheremo di farli innamorare di tutto ciò che ruota attorno a loro, l'ingegno, la creatività, la moda e il lusso. E già, V-Off è lavoro, formazione sì, ma anche una grande vetrina sulle tradizioni vicentine da proporre agli studenti e ai 35.000 visitatori provenienti da 130 paesi del mondo. Crediamo che sia il modo diverso di conoscere la propria realtà, la realtà vicentina, in particolare in questo caso il palladio, il gioiello, l'oro, le tradizioni culinarie che ci sono, in una maniera diretta. V-Off quest'anno cade nel 500° della grande impresa di Pigafetta, il vicentino che raccontò la prima circumnavigazione del globo. Un convegno racconterà la scoperta dell'altra faccia della terra, un viaggio che ha lasciato un'eredità anche di spezie, profumi e sapori, una rivoluzione culinaria che ha cancellato i sapori insipidi della cucina antica. Credo che questo sia un ulteriore approfondimento culturale e dove Pigafetta è l'autore principale. Percorsi enogastronomici, ma talento è anche arte. V-Off decolla nella stagione della mostra in Basilica Palladiana. Talento e cultura vanno a braccetto, l'uno come linfa dell'altra, e quindi abbiamo pensato, oltre a tutte le attività promozionali della mostra e in generale della Basilica, a due attività particolari: una mostra d'arte contemporanea e dei laboratori per promuovere il talento dei bambini, proprio a tema con questa edizione V-Off.